Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Pur rattristato dall'assenza del sindaco di Mogliano, iniziamo questa nostra serata dicendo che magari sarebbe opportuno regalare una copia della Costituzione che abbiamo qui in fondo alla sala al sindaco per fargli presente in certe situazioni quali sono i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale, e farebbe bene non soltanto al sindaco di Mogliano, ma forse a maggior ragione a quello di Treviso e al suo vice sindaco. Quando sono stato contattato per iniziare questo ciclo, così mi è stato detto, di incontri sulla Costituzione, io ho dato subito volentieri la mia disponibilità, sia perché so quanto sia importante ragionare di Costituzione e sia perché nella città di Mogliano torno sempre molto volentieri. E devo dire peraltro che dopo quel primo contatto sono stato ripetutamente, anzi direi in maniera assidua, ricontattato sull'importanza di questa serata e sulla necessità di fare una illustrazione di quella che è la nostra Carta Costituzionale, facendo una specie di conferenza, di lezione sui temi principali. Io pensavo che fosse opportuno fare sì una riflessione di questo tipo e ricordare quali siano i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale, e però ritengo anche importante collocare alcuni dei temi contenuti nella nostra Costituzione all'interno della cronaca di questi giorni, di questo periodo, proprio perché non sia soltanto una, vista anche l'ora serale, non sia soltanto una specie di lezione parauniversitaria, ma sia qualcosa che ci possa essere utile anche nella nostra vita di ogni giorno e nelle discussioni che facciamo. Per cui a una prima impostazione generale di questo mio intervento, poi vorrei fare alcuni accenni e ricordare, seppur in sintesi, alcuni degli articoli fondamentali, ricordati peraltro già da Beggio poco fa dagli altri intervenuti, di cui si discute molto in questo ultimo periodo. Quelli principali sono ovviamente quelli relativi alla libertà di pensiero, alla libertà di stampa, alla libertà di comunicazione, quindi gli articoli 15 e 21 col collegamento che si fa ormai da parecchio tempo in materia di intercettazioni telefoniche, e poi la questione relativa alla libertà economica di cui all'articolo 40 e 41 della nostra Carta Costituzionale. Partendo dalla prima parte, direi che è importante parlare di Costituzione perché la Costituzione rappresenta, per così dire, la carta d'identità di un popolo. Se noi andiamo a vedere, soprattutto in Europa, ma non soltanto, lì dove esistono delle Costituzioni, ci rendiamo conto che questa Carta Costituzionale raffigura la storia, la cultura, l'origine di un popolo. E se noi pensiamo in particolare a come è nata questa nostra Carta Costituzionale, entrata in vigore nel 1948, ci rendiamo proprio conto di come sia un punto di coesione tra le diverse culture, le diverse ideologie, le diverse storie del nostro Paese. La nostra Carta Costituzionale è nata dal sangue dei nostri padri, dei nostri nonni, che hanno combattuto contro il nazifascismo, ricordiamolo sempre perché questo è uno spettro che può essere lontano, però va sempre bene ricordarlo. È costata quindi sangue amaro, sangue costo pesantissimo in vite umane, e però in un momento così delicato, così importante della storia d'Italia, si è arrivati a una fusione ideale, nel senso che da quella che era una storia cattolica contrapposta a quella comunista, una storia repubblicana rispetto a quella socialista o liberale, si sono trovati i nostri padri costituenti a fondere il meglio di queste culture, di queste storie, e a redigere questa Carta Costituzionale. Quindi la realtà italiana, che in particolare in quello che è il panorama europeo rappresenta un qualcosa, rappresentava e rappresenta tuttora un qualcosa di diverso, proprio per le sue diversità, è stata capace di fondere queste diversità in una carta base. Dicevo che rappresenta un grado di complessità e di diversità particolare questo nostro Stato da sempre, perché ad esempio non può contare su quello che è rappresentato in altri Stati, ad esempio provvisti di una monarchia, di forza coagulante,
oppure di pubbliche amministrazioni molto forti, con una storia e con una tradizione, come lo Stato francese, che rappresentano una storia diversa per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni. Noi venivamo da storie diverse, con pesi molto diversi della cultura socialista, di quella comunista, di quella cattolica, e la difficoltà è stata proprio questa. E peraltro la Costituzione, nata in questo modo, si è presentata nel corso della storia, nel corso di questi decenni, come un fattore di coesione tra queste culture, perché ha fornito dei valori, delle regole che hanno consentito di governare la complessità e la diversità di questa nostra storia, secondo degli equilibri che sono ovviamente evoluti nel corso del tempo e di fronte anche a forze anticostituzionali fortissime che abbiamo conosciuto nei vari decenni e che ci hanno fatto arrivare anche a soglie di golpe. Forze anticostituzionali noi le ricordiamo fin dagli anni 60, fine anni 50, anni 60 e primi anni 70, che hanno per certi versi dominato e attraversato le varie fasi iniziali di questa nostra Repubblica Democratica. Però proprio la forza di questa Costituzione, gli equilibri in cui è maturata questa Costituzione, che non è stata calata da chissà quale altissimo potere, ma che si è presentata come risultato di un'azione delle varie forze politiche, sociali del nostro Paese, hanno consentito di superare i vari conflitti. E in questo ambito, tra l'altro, va dato atto di un'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale, sia dei rapporti tra gli organismi dello Stato, che si sono evoluti in maniera equilibrata grazie a un equilibrio che si è instaurato dalla Costituzione, ad esempio nei rapporti tra le varie magistrature, magistratura ordinaria, amministrativa, costituzionale, nei rapporti tra il Parlamento, tra l'organo esecutivo e nei rapporti con le autorità, le alte autorità di garanzia che si sono create nel corso del tempo. Ricordo a questo punto un aspetto particolare che nella fase iniziale della nostra Costituzione era soltanto, per così dire, preannunciato, non ancora approfondito in maniera adeguata, perché eravamo in un'altra epoca storica, e che è l'aspetto relativo all'impostazione territoriale, adesso si direbbe federale, dello Stato, o comunque a un'autonomia dei territori diversificata rispetto a quello che era il potere centrale. Questa situazione di equilibrio, va detto che ha giocato un ruolo importantissimo non soltanto nella prima fase della storia repubblicana, quando si trattava di inserire e di includere all'interno del processo democratico forze che democratiche non erano assolutamente. Basti ricordare, prima parlavo di tentativi golpisti, ma tutta una fascia della politica italiana di stampo fascista che è durata per un bel po' di tempo, nonostante la modifica degli organismi e delle organizzazioni del nostro Stato. E quindi non soltanto, dicevo, è avvenuto questo nella prima fase della storia repubblicana, ma anche nella seconda parte in cui i partiti non avevano, nella loro storia, in cui ci sono stati partiti nuovi che non avevano nella loro storia l'esperienza della nostra Carta Costituzionale. E sappiamo come a un certo punto questi partiti non sorti dalla Carta Costituzionale abbiano ottenuto anche una maggioranza parlamentare. In questa ultima fase politico-costituzionale, che non è certamente ormai breve, la Costituzione ha continuato a porsi quale base di legittimazione delle regole del gioco istituzionale tra le diverse forze politiche. E nello stesso tempo, proprio perché c'erano nuove forze in campo, si è posta quale fattore dinamico di coesione, di soprattutto nel nostro nord ci sia di far saltare un impianto di questo tipo.